Gentile pubblico, buongiorno. Sono Francesca Salvador, presidente dell'associazione Salus Bellatrix, che in collaborazione con Sicut ha organizzato questo convegno. Innanzitutto vi ringrazio di essere presenti. L'anno scorso eravamo qui nello stesso periodo, avevamo la sala piena. Oggi si vede il terrorismo mediatico che è stato messo in atto da un mese a questa parte su questo convegno e parte dei relatori. Abbiamo deciso all'ultimo momento, rischiando anche di avere e sicuramente meno presenze, di andare in streaming nazionale. Siamo già collegati. Ringrazio Claudio Messora con il suo canale YouTube BioBlue che ci ha gentilmente ospitato. Quindi questo convegno non sa da fare, avevano detto. Ci hanno sfrattato da un altro albergo che avevamo prenotato, gentilmente abbiamo trovato ospitalità qui, anche se volevamo una sala più grande, però poi con tutto quello che è successo spero che questo possa bastare. Non ci siamo arresi e quindi siamo arrivati ad oggi. A questo punto ho detto, c'è stato qualcuno, più di qualcuno, che non voleva che noi portassimo queste informazioni a 350-400 persone. Bene, cercheremo di portarlo a 4.000, 40.000, 400.000 in tutta Italia che lo vedranno. È assolutamente incredibile la mole di fango che è stata gettata sia sui nostri gentili ospiti, anche coloro che di solito non sono nell'occhio del ciclone, come l'esimio professor Spano dell'Università di Padova, ha avuto la sua parte anche lui questa volta, perché ti sei prestato a questa cosa. Ecco, ovviamente personalmente io non sono un medico, quindi le persone non mi conoscono, organizzo le conferenze per la nostra associazione, questa è la numero 96, ogni 13 del mese a Vittorio Veneto, per noi il 13 è il nostro numero, però fango anche lì, perché delinquenti, criminali, cioè di tutto e di più. Per essere sincera, mi era già successo, qualcuno di voi si ricorda che il 10 gennaio del 2013, mi sembra, ero da Santoro, ve lo ricordate, con Berlusconi. Ho fatto il mio intervento a favore della sovranità monetaria, che ha avuto un certo successo fra le persone che conoscevano la materia. Però cosa si è scatenato dopo un paio di giorni? Che cosa hanno inventato sulla mia persona? Gente che non mi aveva neanche mai conosciuto, perché io poi ho declinato molte offerte per tornare, perché non fa parte della mia personalità. Anzi, per me questo è già un discorso lungo. Normalmente io dico buongiorno, presento e me ne vado. Però oggi meritava veramente questo. Siamo alla caccia alle streghe. Io ho detto a qualcuno, beh, per fortuna non è 400 anni fa, se no l'occhio verde, capello un po' nero, non tanto giovane, ma ho 7-8 gatti a casa, il falò è assicurato. Quindi vi ringrazio, siamo pochi ma buoni, vi ringrazio anche della testimonianza che porterete poi in seguito nelle vostre famiglie, nella comunità, e di essere qui con noi oggi. Io cedo la parola al professor Spano, che si è gentilmente offerto di fare l'apertura del convegno, e poi a mano avremo gli altri relatori. Non vi preoccupate, Eleonora Brigliadori è già arrivata, quindi la stiamo tenendo un attimo in sicurezza. Ieri sera, lo dico io, perché ho detto ai relatori, non facciamo polemiche, siete stati infangati di tutto di più, però cerchiamo noi per primi di essere dignitosi e mantenere i toni calmi. Sono gli altri che si dovranno vergognare alla fine della giornata, non noi. Però ieri sera eravamo qui verso mezzanotte, la dottoressa Mereu ha sgamato già il primo col microfono. Io è il quinto che sgamo. Cioè praticamente si erano già presentati. Adesso stiamo cercando di stare attenti, poi sono state allertate le forze dell'ordine, abbiamo i carabinieri, arriverà anche la questura oggi se serve. Io spero che vada tutto, anzi sono sicura che andrà tutto bene. E anche coloro che avevano organizzato su Facebook, eccetera, dei picchetti e dei gruppi di protesta che dovevano rimanere questa mattina fuori, spero che si siano dissolti come la neve al sole che oggi non c'è. Oggi c'è il sole, ce lo godiamo noi anche se siamo qui, perché è giusto che ognuno di noi
contribuisca ad accendere delle fiammelle nel mondo, perché solo così la vera conoscenza potrà dilagare. Vi ringrazio. Professor Spano. Un caro saluto anche da parte mia e un ringraziamento per questa vostra presenza. Sembra, come dire, rischiosa nel contesto che Francesca Salvador ci presentava. In effetti pensavo a come e quando un certo Freud parlò di, come dire, di libertà, definendo la libertà come la libertà di tutti i regimi dello spirito. E oggi si vede come i regimi dello spirito non vengono così resi liberi, ma vengono penalizzati e in qualche modo trovano potenti oppositori. Però un po' le cose stanno cambiando. Io che sono laico e non so bene cosa voglia dire peraltro, ma ho visto una dichiarazione recente di un illustre sacerdote, si chiama Padre Francesco, vescovo di Roma, il quale dice questo, vi leggo queste due righe: stiamo vivendo non tanto un'epoca di cambiamenti, ma un cambio di epoca. E quindi si tratta di un cambio di cultura. Proprio in questa fase emergono cose del genere. Il cambiamento d'epoca alimenta la decadenza morale, non solo in politica, ma nella vita tutta. Mi paiono parole significative, che chi si pone contro manifestazioni come quella di oggi, che vengono alimentate da soggettività, che oggi si presenteranno quasi nude davanti a tutti noi per portare avanti la loro dimensione, che è la dimensione dello spirito, che si incarna nella conoscenza, no? Che ognuno di noi ha esperito, fa, produce. E oggi queste produzioni sono qui, no? Proprio per testimoniare che non viviamo solo dei cambiamenti, ma quanto un cambiamento di tipo epocale. E così come ogni cambiamento epocale ha bisogno e si nutre da una parte di eresie, ma ha bisogno, no, di nuovi pensieri, ha bisogno di aperture di coscienza diverse. Pensate a quel cambiamento epocale che ha dato vita a questo sistema, no? Il sistema capitalistico. Nasce da una rivoluzione non certo pacifica, la rivoluzione francese, ma porta a un cambio di visione del mondo. Oggi, anche ascoltando le parole di Papa Francesco, si impone un cambiamento di visione del mondo. Altrimenti noi cercheremo, fingendo di ristrutturare questo sistema, che le cose possono continuare così. Di fatto la storia poi imporrà comunque, a dispetto di chi oggi cerca di conservare questa realtà, imporrà comunque dei cambiamenti radicali. Noi pensiamo che sia meglio precedere il dramma e il disastro e collettivamente essere interpreti di questo cambiamento che oggi si impone, come si imponeva a fine del Settecento di fronte al fatto che questo ancien regime era non solo anziano, cioè viveva molto tempo, ma incapace di dare risposte ai bisogni collettivi, e gli unici bisogni erano quelli del potere. E qui c'è anche un discorso del potere che si incarna in quella, diciamo così, paravento che è la scienza. È simpatico detto così, io insegno anche medicina, ho 3 insegnamenti a medicina, quindi posso essere comunque messo al palo della tortura, ma oggi il tema è medicina tra scientismo e eresia. I cambiamenti sono anticipati dalle eresie,
ma tutta la trasformazione culturale, ma anche dal punto di vista scientifico. Io ricordo a Padova, io insegno ancora all'Università di Padova, c'è la cattedra di Galileo, ma Galileo ha sfiorato, insomma, il patibolo, no? Ha sfiorato quello che le streghe hanno patito, 80.000 streghe abbiamo bruciato, no? Dal Medioevo in avanti, 80.000 donne di fatto erano che gestivano in maniera autonoma, come si conviene per chi ha a cuore la propria salute e chi la vuole costruire, il proprio corpo e i processi naturali, non di più facevano queste streghe che sono state poi messe al patibolo. 80.000 donne vuol dire la città di Treviso, più o meno, insomma, qualche cosa in più hanno patito questo. Ma tutte queste grandi trasformazioni sono state anticipate da eresie, e cioè da, diciamo così, un'alba di un nuovo pensiero. Ecco, l'eresia è questa. È ciò che mette in moto, no, una nuova possibilità di pensare diversamente la realtà. La realtà è tale perché noi la abitiamo, la percepiamo e la giustifichiamo, la concettualizziamo. Non esiste una realtà indipendente dal soggetto umano. Quindi la realtà siamo noi che costruiamo, no, le cose di cui, no, facciamo parte. Quindi è importante questo tema dell'eresia. Certo, alcuni eretici se la sono vista brutta, sono stati anche qui bruciacchiati. Dicevo, Galileo ha sfiorato questa possibilità, ma sul pensiero galileiano si è fondata, diciamo, la scienza moderna e contemporanea. Rispetto a questo, oggi quindi è auspicabile incontrare quei pensieri, diciamo, controcorrente, tra virgolette, che non sono solo elucubrazioni, ma sono il frutto di esperienza. Difficile che nasca un pensiero fine a se stesso. Però quel pensiero più importante, e qui mi giova ricordare una frase, diciamo, del mio maestro, probabilmente molti di voi lo conoscono, è uno dei più grandi scienziati sociali esistenti sul pianeta, parlo di Edgar Morin, il quale dice questa frase su un suo testo, dice: la conoscenza che vale è quella che si alimenta dal dubbio e dall'esperienza, e fin qui siamo abbastanza tranquilli, e poi aggiunge: il pensiero più fervido è quello che si approssima alla temperatura della sua dissoluzione. Cioè proprio quel pensiero che in qualche modo decade per potersi trasformare e aprirsi a nuove visioni, a nuovi pensieri, a nuove riflessioni. Quindi non più il pensiero standardizzato, codificato, racchiuso in paradigmi standard, no? O in protocolli come la medicina. La medicina, adesso è in discussione la legge sulla responsabilità dei medici, e sempre più sarà una medicina protocollata. Per ridurre i pericoli di essere denunciati, questa medicina ridurrà, no, direi al massimo, ovvero al minimo, le prescrizioni e i comportamenti, e qui la soggettività di ognuno di noi andrà a farsi benedire, e speriamo bene, no, proprio perché verrà standardizzato qualsiasi espressione della vita umana e del soggetto umano. Quindi ben vengano le eresie, hanno fatto la storia dell'umanità. Punto. E qui non sono io a dirlo, ma è la storia stessa. C'è un'altra parola o parolina pesante sul titolo dell'incontro di oggi, e poi chiudo, anche se volevo dirvi altre cose. Medicina fra scientismo e eresia. Allora, personalmente ritengo che la scienza sia una forma di conoscenza, una tra le diverse forme di conoscenza. Non è perché scienza e c'ha il blasone o ha il diritto di, come dire, confondersi con la conoscenza tutta. Ci sono forme di conoscenza che hanno veramente più anzianità, tra virgolette, della scienza, anche se ce le siamo dimenticate. Io sono molto appassionato a quella forma che si chiama mito. Nella letteratura anche che l'uomo ha sviluppato, non parlo solo di quella scientifica, ma insomma la mitologia rappresenta, direi, forse la
fondamentale forma di conoscenza dell'uomo. Una cara amica scomparsa, una grande psicanalista, Silvia Montefoschi, sentite come definiva il mito, e diceva che il mito è il primo dirsi dell'essere, del soggetto umano, attraverso la parola. Questa è musica, il soggetto umano che parla di sé per la prima volta, ma per la prima volta non vuol dire il primo vagito del neonato, vuol dire questo pensiero che si alimenta costantemente, che è trasformativo e quindi per la prima volta, leggasi anche eresie, apre gli occhi, apre una nuova visione della realtà. Allora lo scientismo invece cosa fa? Lo scientismo è quello parzialmente dei protocolli, perché non è solo questo, di quel pensiero che viene ingessato, inscatolato e vale per definizione una volta per sempre. Certo, qualcuno mette una virgola fino a prova contraria, meno male che c'è anche la possibilità del dubbio, no? Dentro questi codici che fissano le immagini della realtà. Però, e chiudo, sto scientismo ha una debolezza che si chiama scientificamente, ovvero in maniera colta, epistemologica. Che vuol dire? L'epistemologia è quel garante che dice che se una conoscenza è scientifica o meno, cioè deve esserci, no, un giudice che di fronte a un'affermazione possa dire è scientifica o non è scientifica, altrimenti ognuno di noi avoca a sé questa possibilità. Io parlo e dico parlo scientificamente, dal punto di vista scientifico, ma così non è, c'è un giudice. Ecco, l'epistemologia è quella garanzia che dice sì, questa conoscenza è costruita in una maniera che può essere definita scientifica. Ma la nostra scienza su che cosa è costruita? Vabbè, la chiusura è che questa medicina è ferma dal punto di vista scientifico alla fine del Seicento. Il modello che la rappresenta è il modello che Newton ha espresso a fine del Seicento, primi del Settecento, nei suoi Principia di matematica, e questa Bibbia newtoniana, che oltre a quel pensiero Newton stesso dice, beh, fin qua ho pensato io, poi c'è Dio, per dire, insomma, anche io ho un mio limite. Va bene, questa scienza ha un limite, quello pensato da Newton, che è il limite di essere meccanica, meccanicista, causa-effetto. E che cosa ricerca questa medicina? E guardate la coerenza con i protocolli, ahimè pesante e negativa, ricerca le invarianti nella realtà, cioè le cose che sono fisse, ferme, oggettive, come un sasso. Ma la vita è invarianza o è, no, un vulcano di emozioni, patimenti, processi? La vita è trasformazione, tant'è che nasciamo piccoli e moriamo grandi, no? E costante modificazione del sistema. Mentre stiamo vivendo questo istante, no, il mio corpo perde tonnellate, miliardi di cellule e ne rigenera. Pensate, il pancreas cambia tutto l'apparato cellulare in una settimana. Il plasma lo cambia in 3 mesi, cambia tutte le cellule, no, del sangue, vengono cambiate in 3 mesi. E come fa un sapere invece a definirsi sulla base di ciò che rimane costante? Che cosa rimane costante in noi? Direi quasi niente, poco, se non il fatto che cambiamo. Ecco, l'unica invariante è che cambiamo sempre, in ogni secondo, trasformiamo noi stessi. Quindi questa è una scienza povera, debole. Io sono del parere che la medicina non è una scienza, ma se fa bene, speriamo che faccia bene. No, può essere chiamata con tutte le etichette, basta che salvi, che ci permetta non solo di superare eventuali difficoltà o presunte malattie, ma ci permette di essere attori di questa possibilità, di divenire da normati a normativi, e questa è la vera salute. Passare da essere, come dire, passivi ad essere attivi. La salute è una costruzione sia individuale che collettiva, e qui oggi penso si celebrerà questo tipo di visione, no, innovativa, trasformativa della realtà.
La storia ce l'ha fatta capire in tanti processi. Prima erano solo i potenti, i regnanti e i propri sudditi, quelli fedeli, non certo la plebe, il popolo, a poter dire e parlare. Oggi si parla di cittadinanza attiva. Ecco, c'è stata anche socialmente una grande trasformazione. La cultura invece tarda a trasformarsi, lo dice bene Papa Francesco, no? Dobbiamo pensare ad oggi come a un cambiamento epocale che tocca tutte le sfere dell'esistenza umana e ci deve vedere non passivi, ma attivi. Questo forse è il nuovo concetto di salute che si giova di tutte le strategie. Parlando prima Francesca, mi era venuto, come dire, un'analogia, una figura, un Giovanni Battista in gonnella, meno male qui ci sono le pari opportunità, che grida raddrizzate le vie, no? Del Signore. Oggi dobbiamo proprio agire collettivamente in questa direzione e speriamo di poterlo fare tutti insieme. Grazie.